Va ora in onda Potere al Popolo. Guarda che bisogna essere allegri, possa fare guarda, bellissimo. A me piacciono questi excursus che tirano in ballo noi vecchi, ma anche i giovani. Stupendo. Se vi siete persi la trasmissione di Giulio Cainarca, la trovate tra poco in podcast sul sito radiolibertà.net. Buongiorno, Sammy Varin, certamente Potere al Popolo. Un excursus lo facciamo anche noi, tra pochissimo con la musica indipendente, lo sapete, artisti sconosciuti a livello nazionale, ma molto molto in gamba. Intanto però le ultime notizie su Repubblica. Abbiamo la striscia rossa, femminicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda ricoverato in ospedale, avrebbe tentato il suicidio in cella. Subito sotto l'anniversario del 7 ottobre, Mattarella, il 7 ottobre, pagina turpe della storia, sentimenti per Gaza non diventino antisemitismo. Spostandoci sul Corriere, il Corriere sceglie la rottamazione delle cartelle come apertura, 96 rate in 8 anni, stop ai furbetti e nuove regole, cosa cambia? L'iniziativa, grazie anche a voi ascoltatori di Radio Libertà, che la Lega ha portato avanti e che ora diventa realtà. Chi ha denunciato ma non è riuscito a pagare le tasse potrà farlo in 8 anni. La quinta rottamazione nella manovra 2026, dall'addio alle maxi rate all'esclusione dei recidivi e al rientro dei decaduti. Questo sul sito del Corriere della Sera. Ci fermiamo, c'è il Qui Parlamento, ma tra pochissimo la musica indipendente di Emanuela Ferrando. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Ministro Tajani, la ringraziamo per questa sua ennesima presenza alla Camera dei Deputati, dove per l'ennesima volta, chiamato dalle opposizioni, ci ha relazionato e ha ribadito quella che è una posizione molto netta e chiara del governo italiano e della maggioranza che lo sostiene sul conflitto tra Hamas e lo Stato di Israele. Una posizione che riteniamo sia talmente chiara e di buon senso che è diventata la base sul quale è nata la proposta del presidente Trump, condivisa da diversi paesi, su cui oggi tutti quanti auspichiamo che si possa costruire un percorso di pace. E da qui viene la prima riflessione. Chiunque ascoltasse in maniera razionale, non ideologica e senza pregiudizio le parole del governo italiano e della maggioranza, poteva avere un quadro molto chiaro sul fatto che l'Italia avesse una linea diplomatica molto trasparente e molto chiara con obiettivi precisi. E chi non l'ha voluto vedere è chi sta facendo una partita diversa, cioè sta facendo una battaglia ideologica e politica contro questo governo, disinteressandosi da quelli che sono i fatti. E vedete, dobbiamo respingere al mittente l'idea che c'è stata un'inerzia, perché l'inerzia non c'è mai stata da parte del governo italiano e lei, Ministro, l'ha ribadito ogni volta in cui è stato presente in quest'Aula. E andiamo a vedere quali sono i punti di questo piano del Presidente Trump, che riprendono la proposta italiana. La liberazione della striscia di Gaza dalla presenza di Hamas, con la riconsegna delle armi, un piano per la ricostruzione, l'impegno di Israele a ritirarsi dalla striscia, il rilascio immediato degli ostaggi, l'amnistia per i membri di Hamas che desisteranno e collaboreranno in questo percorso, la fornitura di corridoi per l'espatrio per i soggetti di Hamas che volessero cambiare paese, un governo tecnico palestinese su cui supervisioni un cosiddetto board di pace composto dallo stesso presidente Trump a garanzia che l'accordo tenga e altri autorevoli ex capi di Stato come Tony Blair. Una riforma dell'autorità nazionale palestinese che permetta davvero di riprendere il governo della striscia di tutta la Palestina e di costruire davvero un percorso di autodeterminazione di quel popolo, dello Stato palestinese, e l'impegno di Israele a non annettere né Gaza né la Cisgiordania. Ecco, io continuo a chiedermi, Ministro Tajani, Presidente, come si possa non condividere un piano di questo tipo. Del resto è già stato accolto in maniera positiva da Ursula von der Leyen, da diversi paesi arabi e musulmani, l'Arabia Saudita, la Giordania, gli Emirati, l'Indonesia, il Pakistan, la Turchia, il Qatar e l'Egitto. La stessa autorità nazionale palestinese si è detta favorevole a questa soluzione, a questo accordo. C'è stato anche un appello del Papa perché Hamas accetti questo accordo che sembra
la via migliore per arrivare a una pacificazione di quell'area. Chi è rimasto contro a questo accordo? Da quello che leggiamo, contro questo accordo ci sono alcuni gruppi terroristi vicini ad Hamas che auspicano che Hamas non accetti. Contro questo accordo c'è l'estrema destra israeliana che vorrebbe che si andasse fino in fondo a Gaza. Cioè sono le due entità per le quali il conflitto non finirebbe mai. E purtroppo a questo coro dobbiamo registrare che si unisce anche una parte dell'opposizione italiana. E questo ci dispiace molto. E questo ci conferma purtroppo che da mesi la scelta dell'opposizione in Italia non è stata quella di fare una battaglia per una risoluzione diplomatica del conflitto, di spronare il governo ad agire in maniera diversa, di lavorare per gli aiuti umanitari. La scelta di una parte dell'opposizione italiana è stata quella di usare la tragedia di Gaza come arma contro il governo italiano. E questo atteggiamento purtroppo l'abbiamo visto anche sulla vicenda della flottiglia. Io sono perfettamente consapevole che ci siano persone a bordo di quelle navi che sono partite con un genuino spirito di solidarietà. Ci sono anche nostri colleghi parlamentari che ovviamente stimiamo e siamo convinti che siano partiti con questo e non con altri intenti. Però vedete, anche l'operazione della flottiglia è stata raccontata politicamente su un presupposto falso, cioè sul fatto che fosse necessario che privati cittadini si organizzassero per l'inerzia dei governi occidentali a portare sostegno alle popolazioni di Gaza. Questo, per quanto riguarda l'Italia, è totalmente falso e sia lei che il ministro Crosetto l'avete spiegato diverse volte in quest'Aula. L'Italia è stato il primo paese per aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Abbiamo fatto avere 2.300 tonnellate di cibo con l'operazione Food for Gaza. Abbiamo mandato 40 milioni di euro di aiuti umanitari. Abbiamo curato più di 200 bambini di Gaza negli ospedali italiani. Abbiamo accolto più di 1.200 persone. Ci sono state 15 operazioni umanitarie. Abbiamo mandato una nave militare ospedale al largo di Gaza per curare i feriti in loco. E anche per quanto riguarda l'operazione della flottiglia, nonostante questo atteggiamento, nel momento in cui c'è stato un pericolo per l'incolumità dei cittadini italiani a bordo, il governo prontamente ha risposto mandando per primo una nave della Marina Militare a garantire la sicurezza di chi era a bordo. Se l'obiettivo era quello di garantire aiuti umanitari, ci chiediamo perché anche la mediazione che il governo italiano ha fatto con lo Stato di Israele non sia stata accolta. E la mediazione la conosciamo tutti, era quella di lasciare gli aiuti alimentari a Cipro sotto la supervisione del Patriarcato Latino di Gerusalemme, quindi sotto la supervisione con la garanzia del cardinale Pizzaballa, che penso nessuno qui dentro possa pensare che non sia sensibile o sia distante dal dolore e dalla sofferenza del popolo palestinese, del popolo di Gaza. È stata una proposta caldeggiata dal governo italiano, c'è stato anche un appello del Presidente della Repubblica Mattarella, ma la richiesta che invece veniva fatta dal board, dai capi della flottiglia era un'altra. Non si voleva lasciare lì le derrate alimentari, ma si pretendeva, e si attaccava al governo su questo, che il governo italiano mandasse la sua nave militare oltre il blocco navale israeliano, di fatto portando l'Italia in guerra contro Israele. Questa era la richiesta della flottiglia e dei partner politici. Allora qualcuno mi deve spiegare come un'operazione umanitaria e di pace può essere una operazione che di fatto chiedeva a uno Stato di entrare in guerra con un altro, perché sappiamo tutti cosa vuol dire mandare navi militari oltre il blocco. Si è deciso deliberatamente di non lasciare quegli aiuti e si è deciso deliberatamente di arrivare alla conclusione di ieri sera. E del resto le manifestazioni che sono partite è evidente che fossero manifestazioni concordate. Tutti sapevamo cosa sarebbe successo. Israele l'ha detto in tutti i modi. Chi avesse superato il confine sarebbe stato arrestato e poi rimpatriato, ed è quello che sta accadendo. Nonostante questo abbiamo visto le manifestazioni ieri sera, gli annunci di scioperi per i prossimi giorni. Purtroppo abbiamo visto anche gli scioperi però e le manifestazioni la settimana scorsa. E manifestazioni dove oltre alla parte pacifica purtroppo abbiamo anche assistito a violenze che non avremmo voluto vedere, in particolare nella città di Milano. E allora la responsabilità penale è sempre soggettiva e quindi non vogliamo dare colpe su singoli fatti ad altri, però una riflessione va fatta. Se abbiamo visto a Milano dei ragazzi, soprattutto stranieri, appartenenti a determinate comunità religiose, a volto scoperto, aggredire poliziotti, spaccare vetrine, picchiare le persone, rompere l'arredo urbano, ripeto, a volto scoperto, probabilmente è perché sono convinti di star facendo una battaglia giusta.
E dove nasce questa convinzione di fare una battaglia giusta? Beh, forse un qualche contributo, anche certi toni e certi argomenti che sono stati utilizzati in Parlamento dall'opposizione hanno contribuito. Perché quando si gioca con la propaganda antisionista, che di fatto, lo ricordavano prima i colleghi di Forza Italia, è l'antisemitismo moderno, quando si accusa il governo italiano di avere le mani sporche di sangue, come se il governo italiano avesse un qualche ruolo nella vicenda tragica che riguarda Gaza, quando si dice che siamo davanti a un genocidio e non si ricordano le cause che hanno portato a questo conflitto. Beh, cari colleghi, forse per un cieco e cinico calcolo elettorale che ci porta a pensare che con certi toni ci si possa ingraziare le simpatie di alcune comunità straniere che vivono nelle nostre città, si sta facendo un gioco molto pericoloso, perché quando l'incendio parte non si sa se si riesce a spegnere. E vorrei evitare che le nostre città diventassero le banlieue francesi. Io quindi, e noi vi invitiamo a fermarvi, perché un conto è il dibattito politico, un conto è giocare su questi temi. L'altro grande tema su cui si fa confusione è il riconoscimento della Palestina, come se la colpa di questo governo fosse non averla riconosciuta, con la narrazione che riconoscendo lo Stato di Palestina si garantirebbe la pace. L'avete detto voi, 150 paesi l'hanno fatto e la guerra non è finita. Se la guerra potrà finire è perché Donald Trump e gli Stati Uniti d'America, che hanno la stessa posizione dell'Italia sul riconoscimento della Palestina, stanno facendo una proposta di pace. Riconoscere la Palestina fin tanto che c'è Hamas è il più grande regalo ai terroristi che si può fare. Vorrebbe dire premiarli dopo il massacro del 7 ottobre. Il riconoscimento della Palestina ci dovrà essere solo quando la Palestina sarà liberata dai terroristi di Hamas. E quindi chiudo, Presidente, la proposta Trump che appoggia il governo è una proposta che va nella direzione che da sempre è quella della diplomazia italiana, 2 popoli, 2 stati. Per avere 2 popoli, 2 stati però non possono esserci terroristi, per avere 2 popoli, 2 stati si devono liberare gli ostaggi. Qui Parlamento. Il sole mi riscalderà, la sabbia un po' mi brucerà, il mare caldo come me, mi sento all'apice. Mi hai scritto che vuoi sfiorarmi con le dita, ma non so se te la darò vinta. Mediterranea, la bocca sopra di me, il sole caldo sui bianchi cadiche, che forte mi spingerà. Mediterranea, e questa voglia di te, che adesso ci prenderà di notte, la luna ci guarderà. Ho voglia di ballare un po', ma qui la musica non va. Riportami dove sei tu, sull'isola felice. C'è scritto che vuoi sfiorarmi con le dita, ma non so se te la darò vinta. Mediterranea, la bocca sopra di me, il sole caldo sui bianchi cadiche, che forte mi spingerà. Mediterranea,
la lacrimuccia ci scende, perché fino all'altra settimana faceva un caldo cane e questi pezzi erano proprio adatti all'estate. Adesso solo da qualche giorno in autunno e comunque c'è un bel sole, zitti zitti, più freschettino, ma si può pensare ancora a farci qualche weekend di quelli tosti e magari a battere il piedino con questa Mediterranea, la canzone di Emanuela Ferrando che abbiamo con noi. Ciao Emanuela! Ciao, ciao, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi ospitato Ma che? alla vostra radio Ma che che? ha un nome bellissimo, cioè Radio Libertà ragazzi, che è poi la libertà che esprimo nella canzone, poi ti dirò. Lo so. Prima di tutto sono io che ringrazio te, perché se ricordo bene, Emanuela Ferrando mi ha scritto un semplice WhatsApp qui al 346 Sì, esatto, 6709 esatto, 659. esatto. È vero, chiedendo se facevamo interviste, se potevamo trasmettere il tuo pezzo, eccetera. Certo, io faccio anche questo, oltre a quello che magari mi capita che mi passano, ma faccio anche io le ricerche da sola Brava. e invio il mio pezzo, e mando il mio curriculum e così mi propongo anche un po' da sola, che è anche una bella esperienza, Ma devo come? dire. E E devo come? dire, ho trovato sempre belle persone disposte a darmi un pochino di spazio per farmi conoscere, visto che sono un emergente, ecco, Emanuela, e questa ma è una cosa bella. è il bello, come quando vai in quei mercatini e vedi il contadino che espone i suoi prodotti, Certo, li certo, provi e dici cavolo, che roba buona, è frequentiamo vero, queste fiere, questi mercatini e è vero soprattutto assolutamente. la musica indipendente che gira su È un po' alcune un radio. artigianato, ecco, Hai detto bene, Quindi, hai detto bene. giusto? È vero, è roba Eh, genuina, fatta come una volta, esatto. fatta non per fare business, ma a volte per sopravvivere semplicemente, perché l'artista deve pur Certo. sopravvivere e allora si fa conoscere. Allora Emanuela Ferrando ha fatto questo pezzo Mediterranea con voce potente, una bella presenza Grazie, scenica, ma ti anche ho ringrazio. letto ti diverti sul palco, coinvolgi il Da pubblico. morire, guarda, questa è una cosa che allora, intanto ci tengo tantissimo a dire la mia età. È Dai, cosa che è un po' controcorrente, ma io vado proprio dai, controcorrente, dai. che ho 56 anni e ho incominciato, diciamo, a studiare No, la no, no, tecnica no, che mi no, ha no, no, dato. non ti crediamo. Vedere No, la carta ma sai coi identità. filtri tutte più fighe 'ste Non ci donne, no? credo, non ci credo. Nella Poi foto dal sei vivo bellissima e non ha il filtro, non c'è il filtro qua. Mi dice il regista nel che non c'è video no. filtro. Vabbè, nel video no, ma insomma cerchiamo di mantenerci bene. Poi comunque Complimenti, devo ringraziare i geni, nonna, mamma, mi stai complimenti. via papà. No, scherzo, diciamo che cerchiamo di mantenerci in forma perché chiaramente fare la cantante quando posso farla, visto che non è facile riuscire insomma a infilarsi di qua e di là, è comunque un lavoro lavoro passione, a 360 gradi, nel senso che devi curare prima in primis la voce, bisogna studiare. Ecco, Già, io ho iniziato, appunto ti dicevo, seriamente 10 anni fa con la tecnica che mi ha portato a grandi cambiamenti nella voce, grandi soddisfazioni e le corde vocali sono dei muscoli, è come quando uno va in palestra se li vuole mantenere attivi e non vuole rischiare anche di farsi male, deve studiare. Quindi lo studio ed è una cosa che comunque da cantautrice piccolissima, però comunque essendo qui dico ragazzi studiate, cioè quella è la cosa vero, cioè primaria e anche da tenere lì. Io ricordo il mio vocal coach che poi comunque è anche il mio discografico e il mio manager che saluto, Massimo Guidi. Un tempo io dissi ma studio ma non faccio ancora nulla, che cavolo, ero un po' giù, dico ma che cavolo studio a fare? Lui mi disse guarda Emanuela che uno si trova pronto e quando arriva l'occasione tac, sei a posto e puoi fare quello che magari ti viene proposto, è vero, quindi magari si passano dei periodi che si studia e basta, perché all'inizio è un po' così,
Poi piano piano ci vuole un grande coraggio, perché quello guarda, coraggio, tanta forza di volontà e farsi spazio, perché siamo talmente tanti a cantare che dobbiamo diversificarci tantissimo, secondo me, per poter anche un pochino centrare Ah, il cuore certo, delle persone, bisogna perché se non ti essere diversifichi, originali. versatili e sapere spaziare un po' in tutti i Sì. generi ed effettivamente adattarsi al pubblico che ti Sì, trovi sotto il ma palco. lo sai che io faccio anche musica da ballo, vado a fare il listio, Stupendo, tutto, mi piace stupendo. fare di tutto, mi piace avere il rapporto col pubblico e devo dire che l'ultima occasione insomma che ho fatto appunto liscio, anche liscio, perché faccio anche quello, ho imparato il rapporto diciamo con la gente, perché hai visto lì il liscio un po' più tutti bonaccioni, no? Tutti un po' Guarda che più. qui in questo momento c'è gente che ti sta applaudendo, sto ricevendo WhatsApp al 34067096659 Ma perché grazie. il liscio è una realtà Ma che bellissima, non scherzi? sempre trasmessa dalle radio e questo è È un male. bellissimo il liscio. Sì, Porta sì. certo il liscio di una volta, il grande Raul Casadei, no? Queste balere piene. Ora è un po' più difficile perché appunto la realtà che ho scoperto, l'ho scoperto un anno fa. Ho trovato una persona, diciamo, per fare liscio e mi sono buttato, ho detto facciamo anche questo, meglio saper fare più cose. E poi sai cosa? Che si cresce proprio umanamente, che è la cosa fondamentale, perché se tu vuoi trasmettere a livello animico, devi crescere spiritualmente, quindi devi avere più rapporti con più tipi di pubblico, quindi più tipi di pubblico diversi, conosci, più impari a divulgare quello che diciamo tu metti in canzone a più persone. Ora, chiaramente io avendo iniziato un po' tarduccio, io ho all'attivo 3 singoli e quindi quello che devo esprimere lo esprimerò ancora col tempo. Tra l'altro gli ultimi 2, questo Mediterraneo e uno è uscito il 31 di gennaio, un po' come te, che sono dance elettronica, c'è un po' di autotune, ahimè. Va Ma bene, diciamo va che ora bene. il prodotto è quello, perché adesso Minimo, escono ma così, minimo, e ecco. ci si diverte, Sì, soprattutto c'è come, perché come adesso le dicevi, produzioni fanno quello, no? si fa una Discografia, conoscenza, si conosce la sì, gente, si fanno sì, nuove è bellissimo. esperienze e sono le esperienze umane quelle che ci Le cose più arricchiscono, belle, non ma quelle infatti che si fanno via internet, non quelle che si fanno no, solo via WhatsApp, eccetera. Guardare la gente, conoscere gente, è parlare con la bellissimo. gente. Il Ah. palco è forse il metodo più bello e veritiero perché ti fanno Assolutamente, esprimere. assolutamente, ma da quando diciamo c'è un giorno particolare in cui cantai in un bellissimo palco Kiss di Prince, Oh. ecco, feci quel brano lì quel giorno scattò un qualcosa di diverso e praticamente successe che io mi sentii libera dalla paura, dall'ansia e allora mi divertì e da quel giorno sono passati ora qualche anno, quando salgo sul palco io mi diverto. Proprio Immagino è che quella farai cosa divertire, principale. fai Mi diverto. divertire tanta gente, ti Ma mi diverti. diverto come una matta. Io ho 13 anni sul palco, vada bene, 13 anni, e ho quell'energia dentro, ne ho tanta e finché posso la porterò seduta, non mi interessa, io andrò avanti con l'età, perché devi sapere che io non concepisco la parola vecchiaia. Questa è E una questo, cosa. vedi, è una roba che ci accomuna e accomuna anche molti ascoltatori di Radio Libertà perché abbiamo un'età media alta, ma siamo tostissimi, molto spesso più tosti dei Ma ragazzotti sì, che ci sono in ma, giro oggigiorno. ma sì, perché loro, belle stelle, sono un pochino smarriti da Esatto. questa tecnologia utilizzata molto, molto, molto male e le stesse diciamo famiglie ipnotizzate da questi cellulari. Guarda, mi è capitato ieri che sono uscita per insomma una cosa di lavoro e ho notato, c'erano appunto, in quella zona lì c'erano gli studi pediatrici, no?
e ho visto proprio un babbo scendere con il bambino, spingeva il passeggino di un bambino piccino, avrà avuto 2 mesi, che io ho notato proprio questa scena, la mamma da una parte e il babbo con una mano sul passeggino e una mano col cellulare in mano, cioè io mi veniva la nausea. Santa Perché pazienza, è veramente. bruttissima sta cosa qui, perché quando io mi ricordo quando scendevamo, io insomma il mio ex con i bimbi, allora ci ha detto questo, ci ha detto quest'altro, ci ha certo, detto questo, ci ha detto quest'altro, no, parli di quello che ti ha detto il pediatra, sai, è cresciuto. Niente, No, se ti niente, metti niente. appena scendi, tu sei lì una mano di qua e una mano di là. Cioè, Signori, dico, no, ribelliamoci a tutto questo, ma soprattutto la vera rivoluzione, cercate Emanuela Ferrando. Dove ti dobbiamo cercare? Cosa bisogna scrivere? Allora, purtroppo per loro mi trovano su Facebook, su Instagram, su YouTube e anche su TikTok, dove faccio anche la matta, perché io quella sono anche, grazie al cielo, guarda, ne sono felice. Guarda, Quindi mi ben diverto, felice. non solo metto le mie cose promozionali, ma faccio anche quei video un po' simpatici con voce di altri, a quello mi diverto, mi esprimo al 100%, perché divertimento, la follia ci vuole alla base di tutto, credo, la sana Capito? follia. Capito, ragazzi? Avete trovato qualcuno che vi fa divertire, che non ha 20 anni, ma che ha voglia ancora di divertirsi, proprio voglia. come noi. Una Grazie. casinista. Grazie, Grazie, caro, Emanuela grazie a te Ferrando. e grazie a tutti. Passaci a trovare negli studi di Milano, magari, capito? ma molto volentieri. Dai, quando Ok? vuoi. Alla prossima. Ok, grazie. Un abbraccio a te, Ciao. un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro. Potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente sono immaturi della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia. Perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ci sembra di viverla la preparazione, eh? Si monta il tendone, si fanno prove su prove e poi il circo è pronto a partire. Con noi Paride Orfei, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, è sempre un piacere sentire la tua voce, essere qui con tante persone che ascoltano. Sei sempre gentile, ma soprattutto per noi è un onore parlare del circo e parlare delle cose belle che il circo ancora trasmette e parlare a tutti voi ascoltatori facendovi la domanda: ma quando è stata l'ultima volta che avete visto una rappresentazione circense? Quanti anni sono passati? Forse c'è l'occasione buona, signori. Paride Orfei, figlio di Nando Orfei, artista circense, cavallerizzo, addestratore, musicista, cantante, regista. E questa ouverture, signori, la trovate su YouTube perché ci sono tanti pezzi con la bellissima presenza musicale di Paride Orfei. È un vulcano, non lo tenete fermo assolutamente. Nei prossimi giorni, dal 10 al 12 ottobre, sotto lo chapiteau del piccolo Circo dei Sogni a Peschiera Borromeo, aeroporto di Linate, a 2 passi da Milano, ecco la nuova edizione del Memorial Nando Orfei, festa internazionale delle scuole di circo. Tante novità, ma soprattutto una bella occasione per chi in questo momento si sta chiedendo: cavolo, quanto tempo che non vado al circo, o cominciamo ad avere i bambini nipotini grandicelli e dici: dai, cavolo, non sono mai stati al circo questi. Alt, Sammy Varin si ferma. Paride Orfei, raccontaci cosa sta bollendo in pentola, perché si vuole ricordare nel modo migliore Nando Orfei, nel modo che lui avrebbe voluto, non è vero, Paride? Ma guarda, ti spiego in 4 parole, questo più che una pentola è un pentolone. Un pentolone nel senso che c'è tantissima carne nella pentola che sta cuocendo. Innanzitutto, come hai già giustamente detto prima, questa è una festa, un festival alla fine della fiera. È un festival dedicato ai giovani e soprattutto dedicato a papà, che vedeva nei giovani il futuro del circo, no? Aveva sempre sostenuto, e noi cerchiamo di portare avanti questa sua tesi, che il circo è giovane, il circo ha bisogno dei giovani, con il consiglio dei meno giovani, in questo caso che potrebbe essere io uno dei meno giovani, insieme alle mie sorelle Ambra, Gioia e mia mamma, che è ancora con noi, e quindi ci dedichiamo a fare questo festival, questa seconda edizione, con l'intento di portarla avanti all'infinito. C'era poi mio figlio un domani che lo farà continuare, insieme all'altra mia nipote, la figlia di Ambra, Ginevra, c'è mio figlio Christian. Niente, questo è un festival che racchiude tutti i giovani talenti internazionali. Abbiamo messo su uno spettacolo di 14 numeri provenienti da varie scuole e accademie circensi europee e di famiglie storiche circensi. Famiglie storiche intendo famiglie di almeno 3-4 generazioni che fanno questo tipo di lavoro, no? Quindi siamo qui adesso in questo momento, mentre mi avete chiamato stavo montando una cordoniera perché dobbiamo fare un po' di tutto. Stiamo allestendo il piccolo Circo dei Sogni per questa grandissima festa che durerà 3 giorni. In realtà è iniziata il 4 di ottobre perché è stata inaugurata il festival con una mostra di quadri organizzata da mia sorella Gioia, bellissima, che uno può andare a vedere fino all'11 di ottobre alla Galleria Borromea di Peschiera Borromeo, centro commerciale di Peschiera Borromeo. Sono esposti 40 quadri che poi sono in gara anche loro, perché anche lì verrà dato il primo, un secondo, un terzo premio. Sono quadri bellissimi, chiaramente tutti dedicati al circo,
Secondo me è da vedere anche quello, l'ingresso è gratuito e si può andare a vedere tutti i giorni dal momento in cui apre il centro commerciale fino alla chiusura. Signori, bellissima idea, prima di tutto ringraziando anche questo connubio importante con Peschiera Borromeo, con tutti coloro che effettivamente credono ancora nel circo, nella tradizione del circo, un circo che si è evoluto in questo senso. Non ci sono più gli animali, ma ragazzi, ci sono esseri umani che fanno di quelle cose che mai più ti aspetti e soprattutto esseri umani anche piccoli, perché la sorpresa, Paride, che fate spesso e volentieri è che si ritrova tuo figlio a presentare, ma anche personaggi che dici, ma cavolo, che fanno dei numeri incredibili nonostante la loro età, e questi sono forse i più applauditi perché potrebbero essere i nostri figli, i nostri nipoti, e molto spesso lo sono, perché la tua è anche una scuola di circo, vogliamo ricordare anche questo. Beh, noi abbiamo un'accademia d'arte circense che ormai quest'anno compie 20 anni di vita qui a Peschiera Borromeo, dove noi proprio in occasione di quest'idea di mettere in piedi questo festival Memorial Nandorfè abbiamo voluto anche dare alla città di Peschiera Borromeo un riconoscimento nostro, creando questi giorni di festa che porta un bacino di utenza anche a livello circense, perché verranno molti addetti ai lavori a vedere questi ragazzi, una kermesse, una vetrina molto importante, quindi ci sarà un movimento anche in Peschiera Borromeo. Questo era un tributo che noi vogliamo dare a Peschiera per averci accolto per 20 anni e facendoci sentire veramente a casa, al punto che è diventata Peschiera Borromeo la casa nostra, è diventata casa nostra. Siamo tutti residenti qua e siamo orgogliosi di essere peschieresi, quindi abbiamo dedicato anche a loro, soprattutto alla città di Peschiera, questo bellissimo festival che invito tutti a venire a vedere. Capito allora? Cominciamo a pensarci dal 10 al 12 ottobre di spettacoli di questa nuova edizione del Memorial Nando Orfei, festa internazionale delle scuole di circo. A che ora? A che ora abbiamo gli spettacoli? Così uno inizia già a farsi un'idea a che ora arrivare. Scusa un attimo, perché per un attimo non vi sentivo più, adesso vi risento. Prego. Dicevo, a che ora gli spettacoli? Dal 10 al 12 ottobre? Scusa. Allora, il debutto è venerdì 10 ottobre alle 20:30. Questo è sabato, sempre alle 20:30, e domenica è la chiusura di gala, dove verranno poi consegnati i premi ai vincitori, che è alle 16 di pomeriggio. Domenica 12. Dai, fateci un pensierino, anche perché appunto se il venerdì sera non ce la fate perché il traffico intorno a Milano è tanto, tranquilli, sabato e domenica portare figli e nipoti è un'occasione unica per rivivere il grande circo. Guarda, è facilissimo, basta andare sul sito del Memorial Nandorfei, e sul sito del Memorial Nandorfei c'è l'acquisto dei biglietti che vengono acquistati su Viva Ticket, e ci sono disponibili ancora dei posti, non tantissimi, affrettatevi perché fra un po' mi sa che io spero Minimo. che ci sia il sold out di tutti e tre gli spettacoli. Minimo, assolutamente sì. Un po' presto. Dai, facciamo il tifo. Paride Orfei, ricordiamo Nando Orfei, la bellissima famiglia di tutte le età che poi trovate, perché sono lì che girano, vi vengono a salutare, li potete... Pensa che in questa giuria che poi giudicherà il vincitore e i vincitori, perché sono tre i premi importanti, poi ci sono tantissimi premi speciali di varie associazioni che interverranno e daranno un premio ai vari concorrenti di questo festival. C'è una giuria composta dalla presidente Eliana Orfei, che sarebbe la sorella di mio papà, mia zia Eliana Orfei, icona del mondo del circo. In più c'è Alain Frère, che è il fondatore
uno dei fondatori del Festival di Monte Carlo. Ci sarà lei, ci sarà Steve Togni, nipote di Darik Togni, che darà il premio Darik Togni. Ci sono 3 premi, c'è il premio Nando Orfei, il premio Alba Orfei, che era la nonna nostra, e il premio Darik Togni, proprio per dare anche un'apertura ai nostri storici rivali, che in fin dei conti siamo solo stati rivali ma grandi amici, e lo siamo tutt'oggi. Quindi ci sarà Steve Togni, nipote del grande Darik Togni, che darà anche lui il premio Darik Togni al vincitore di questo premio qua. Bellissimo. È una giuria composta da persone del mondo del circo, tecnici importantissimi del mondo del circo, ci sono dei manager che conoscono i numeri, insomma c'è una giuria internazionale che è proprio è invidiabile. Magari ce ne fossero in altri campi delle giurie competenti come quella che siamo riusciti a mettere su insieme a mia sorella Ambra Orfei, insieme a mia sorella Gioia, insieme a mio figlio Christian Orfei e mia moglie, che cura la direzione artistica di tutto il festival, ed è un impegno molto gravoso perché ci sono le selezioni. Abbiamo dovuto selezionare 14 numeri su 150 che si sono candidati per fare questo festival. Signori, l'occasione è veramente bellissima di vedervi tutti insieme, di conoscervi, perché, ripeto, non è che loro sono lì in pista e li vedete in pista, no, questa è gente che poi la ritrovi insieme al pubblico, ti vengono a salutare nell'intervallo, puoi andare a stringere la mano, quindi è un'occasione bellissima per gli amanti del circo e della tradizione del circo. Complimenti. Paride Orfei, buon lavoro e salutami tutti. Io saluto tutti, abbraccio tutto il pubblico vostro, vi invito ancora a venire ad acquistare gli ultimi biglietti rimasti e ti ringrazio, sei sempre gentilissimo con me, mi fai sentire veramente importante. Smettila, siamo noi che siamo onorati perché sei un pezzo da 90 della tradizione, tu e la tua famiglia splendida. Ciao carissimo, ciao Paride. Un abbraccio a tutti e vi aspetto qui al Memorial Nando Orfei 2025. Un abbraccio grandissimo a tutti quanti. Ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Veramente bella gente e soprattutto vi ripeto la domanda: da quanti anni è che non andate a vedere il circo, uno spettacolo circense? Ribadisco e discoriba, non ci sono più gli animali, perché molte polemiche erano, ecco, gli animali al circo fanno pene, non ci sono più gli animali, per non rischiare le polemiche, ma poi venivano trattati benissimo. Appuntamenti da non scordare, targati Lega sul territorio, e ce ne sono un fracco, non so da dove partire. Parto da domani, mercoledì 8 ottobre, perché il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sarà a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno, Toscana, a partire dalle 9:30. Cercate Alessandra Locatelli sui social per saperne di più. Giovedì 9 ottobre, presentazione dei dipartimenti Lega Sicilia presso l'Hotel Giardino Inglese di Via della Libertà 63. Arriva Armando Siri a Palermo. Intervengono Nino Germanà e Giovanni Cafeo, coordinatore dipartimenti Lega Sicilia. Nino Germanà è senatore della Lega e segretario regionale della Lega Sicilia. Palermo, giovedì 9 ottobre, ore 11. Appuntamenti da non scordare targati Lega, che trovate anche sul sito legaonline.it. Matteo Salvini sarà ad Arezzo questo giovedì 9 ottobre alle ore 20, cena chiusura campagna elettorale presso l'hotel Etrusco di via Fleming 39 ad Arezzo. Domenica 19 ottobre mettete in calendario la festa della montagna organizzata dalla Lega Canavese Valli di Lanzo. Pranzo a mezzogiorno presso il Salone Polifunzionale Vecchio Mulino di Locana, provincia di Torino, con Riccardo Molinari. Domenica 19 ottobre. Altro evento da mettere in calendario, la Sangon Fest di Giaveno,
sabato 25 ottobre, siamo sempre in provincia di Torino presso il Circolo del Pasché in via Carducci 6, Sangonfest con Fabrizio Ricca, consigliere regionale capogruppo della Lega Torino, Andrea Cerutti, consigliere regionale presidente commissione autonomia, Alessandro Benvenuto, questore della Camera, Elena Maccanti, segretario provinciale di Torino e deputato della Lega, e chiaramente Riccardo Molinari, segretario regionale Lega Piemonte e capogruppo alla Camera. Sangonfest a Giaveno, Torino, sabato 25 ottobre. Martedì 7 ottobre è oggi, ore 18, Livorno, Palazzo Pancaldi, Viale Italia 56, arrivano i ministri della Lega. La Lega di governo per la Toscana. Oggi abbiamo visto l'intervista di Gianni e insomma un po' gli tremano le gambe perché si vota questo prossimo weekend, domenica e lunedì. La Lega di governo per la Toscana questa sera alle 18 si ritrova a Livorno, Palazzo Pancaldi, Viale Italia 56. Tutti questi eventi li trovate anche sul sito legaonline.it e naturalmente li trovate con Sammy Varin nelle sue trasmissioni. Ci fermiamo, ma torniamo come al solito, è minimo che ritorno, no? Non ritorno dopo mezzogiorno, oggi è solo martedì, subito questi vorrebbero, è tutto un magna magna. Domani parleremo anche degli appunti caserecci in giro per l'Italia con feste e sagre dopo mezzogiorno. Per il momento io me ne vado ringraziando Francesco in regia e certo torno, e come se torno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.